La collina delle rose, Dora Della Corte, per Brignoli Edizione. Eccola qui la nostra Dora Della Corte, sempre in forma, sempre qui con noi. E diciamolo, siamo nella stanza dei premi della grande poetessa Tina Piccolo, da poco intervistata. Ciao Dora Della Corte, grande scrittrice, poetessa, grande amica nostra, grande amica del salotto Tina Piccolo, ma per questo libro, La collina delle rose. Dora, di che cosa tratta? Qualcuno mi dice che è utopia ciò che ho potuto scrivere su questo libro, perché tratta dell'amore. L'amore è inteso come forma spirituale, forma materiale, in ogni forma, sotto ogni forma questo libro l'ho scritto. Chi l'ha letto dice che vede, rappresenta me stessa. Io non lo so, non mi ritengo così perfetto, così precisa. Sì, è vero, io sono piena d'amore nel mio cuore. Riesco a dare senza aspettare niente. Cerco di fare ciò che ci è stato anche insegnato, perché oggi si vede solo che se tu mi dai questo, io ti do questo, altrimenti no. E l'amore è quello, se vogliamo dire la verità. Questo libro parla, come è stato criticato, parla di una costruzione, una ricostruzione di tempi, di luoghi che non sono realtà. Cioè qualcosa ci può sempre essere, perché un libro di fantasia c'è sempre uno spunto di verità, diciamo. C'è dove il papà di questo personaggio, il nomignolo che ci dava, così mi chiamava mio padre, mi chiamava Molichino, che ero piccolino. Cioè, alcune cose, ma sono solo semplici appunti, diciamo, semplici ricordi che ho voluto dare in questo libro. È un libro che io credo che debba essere letto, perché qualcuno quando l'ha letto mi ha chiamato Dora, leggendo questo libro mi sento in pace, mi sento una serenità dentro. Quindi, cosa dire di più? Non so più dire altro. Dora, secondo te questo libro per che pubblico è? Per tutti, per gli adulti, per i bambini, per le coppie? Il pubblico che può leggere? Io penso che sia un libro che possono leggere tutti, perché l'amore va insegnato, va inculcato, va dato un esempio. Un libro che va letto da tutti. Forse posso peccare di immodestia, però voglio solo dire questo, che le volte che l'ho guardato quando lo scrivevo mi emozionavo. Tu farai un'altra presentazione, dove e quando, Dora? Allora, qui a Pomigliano, Via Plinio. in via Plinio, dall'artista Muret, Christophe Muret, mi offre il suo studio d'arte e lo faremo là, il 26 novembre. Quindi il 26 novembre, ancora una volta, prima alla tua città, no? Quella là che poi dove risiedi, non non la tua città natale. No. E poi adesso giri e vieni a Pomigliano d'Arco per la collina delle rose per Brignoli Edizioni. Dora invita tutti a venire a questa presentazione, ma soprattutto anche a comprare questo libro, La collina delle rose. Posso spronare le persone a venire e così a comprare, perché purtroppo ci sono delle spese, diciamo, delle cose. Il libro non costa molto, costa 15 euro. Ho regalato quelli di poesia, che la poesia è diversa, diciamo, non a tutti piace. Cosa dire? Come Come diceva Sofia Loren a Cattadaville. come dici anche tu, adesso è un tuo motto. Adesso è diventato un mio motto a Cattadaville. Io voglio ancora ringraziare Dora Della Corte e un tuo saluto a Scio Napoletano. Dora, un tuo pensiero su questa trasmissione che parla anche di poesia, di arte, di cultura. Cerchiamo di evidenziare tutto ciò
che è la Napoli bella, che è la Napoli passionale, la Napoli dell'amore, la Napoli culturale? La mia Napoli, ti dico, la mia Napoli, ovunque io vado, in qualsiasi posto io vado, non trovo niente di più bello della mia città. Ho visitato quasi tutta l'Italia e l'estero poche parti, diciamo, però non ho mai visto posti più belli della mia città. Cosa dire del tuo programma? Un programma che va, innanzitutto è un programma che va apprezzato perché è un programma che sprona proprio a fare ai giovani proprio e anche chi non più giovane possa dare, cosa dire, possa mostrare che Napoli non è solo la città che vediamo di Camorra, di Gomorra, va? Ma è una città della passione, come tu hai detto, e di sentimenti. E il mio libro tratta proprio di questo. Io auguro a Giuseppe perché veramente è una persona che merita. E